Radio 1 presenta L'Italia che va. Storie, realtà, esperienze, imprenditori di successo. Un programma ideato e condotto da Daniel Della Seta con Fanica Deo. E buona giornata dall'Italia che va, pronti con le storie, le realtà, le esperienze dei nostri piccoli e medi imprenditori. Ben trovati da Daniel Della Seta e Fanica Deo, buongiorno. Protagonista oggi nella nostra puntata dell'Italia che va è la luce. E la nuova illuminazione a LED a Venezia con una riqualificazione degli impianti è proprio la sfida intentata da una realtà romagnola che si è assicurata una commessa e che, utilizzando la tecnologia a LED coniugata alla tradizione, non cambierà certamente il volto delle antiche lanterne. Il colore della notte veneziana sarà lo stesso e sarà salvaguardata l'atmosfera, unica di un patrimonio dell'umanità in una delle città più romantiche del mondo. Consentirà un risparmio di quasi l'82%, lasciando immutate le caratteristiche illuminotecniche delle antiche lanterne. Un'opera sostenibile in un mondo sempre più affamato di luce e di energia, anche perché sorgono sempre maggiori infrastrutture, strade, aeroporti, centri urbani, residenziali, parchi, impianti sportivi, ferrovie, dove sempre maggiori sono anche le opportunità per l'Italia e per l'estero. Siamo nella stessa lacrima, come un sole e una stella, luce che cade dagli occhi. Nuova luce su Venezia, riqualificazione impiantistica, questo è il tema di cui ci occupiamo quest'oggi. La sfida per una illuminazione sostenibile è appena cominciata, eppure in un mondo sempre più affamato davvero di luce, di energia, anche perché sorgono sempre maggiori infrastrutture, c'è un inarrestabile aumento di strade, di aeroporti, nei centri urbani vi sono nuove esigenze, quartieri residenziali, parchi, impianti sportivi, ferrovie, abitazioni, insomma le città si vestono di nuova luce e lo spazio entro il quale operare è davvero vasto e offre molte opportunità. Competenze illuminotecniche, multidisciplinari, buone pratiche e altri fattori distintivi, tutti concentrati in un solo dinamico interlocutore. Queste le carte su cui punta questa realtà, un player altamente competitivo nel settore delle illuminazioni a LED. Ed è importante perché si è assicurata una commessa davvero straordinaria in una città unica al mondo, a Venezia. Infatti lo chiediamo direttamente all'amministratore delegato di questa società romagnola con sede a Poggio Berni in provincia di Rimini. Buona giornata Fabio Facchini. Buona giornata Daniel, ben trovato lei a Fanni e agli ascoltatori. Allora, un risparmio dell'81,4% nella trasformazione di Venezia dalle vecchie lanterne, che però resteranno, in una illuminazione che vede i LED protagonisti. Cosa sono questi LED e in che maniera potranno sposarsi con le antiche lanterne in laguna? Sì, sono un arrivo per noi, sono stati 4 anni di un percorso di passione, di prove, di dedizione a questo importantissimo progetto, come avete sottolineato. I LED sono dei componenti elettronici che permettono oggi, con tonalità cromatiche molto confortevoli, di essere utilizzati anche nei centri storici come Venezia o la gran parte dei centri storici del nostro territorio. In questo caso il risparmio energetico che si è andato a creare è veramente un risultato che ci inorgoglisce, ci riempie di soddisfazione, perché ha raggiunto un obiettivo nella collaborazione con i gestori, il comune stesso, ma anche la soprintendenza. Quindi lei giustamente ha parlato di piena soddisfazione dell'amministrazione comunale di Venezia e della soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici. Dopo aver lavorato per anni ai propri prototipi, adeguandoli ai corpi illuminanti presenti in lagune, è stata scelta una società italiana, appunto, che produce LED, una LED company italiana. Cosa avete fornito in tale occasione? Ma innanzitutto abbiamo fornito la disponibilità. La piccola azienda italiana, componente creata con una filiera tipicamente italiana di piccole imprese, ha la capacità, e in questo caso è stato dimostrato, di poter riuscire a realizzare un'attività sartoriale, chiamiamola così, con questa nuova tecnologia che permette di raggiungere degli obiettivi certamente difficili muovendosi all'interno di un centro storico così prestigioso e così di difficile approccio. Dietro questo c'è stata sicuramente dedizione e passione a un obiettivo che inizialmente è difficilissimo, ci si è sempre più convinti di poter raggiungere. E i risultati oggi sono sotto gli occhi di tutti. Quindi conoscenze, sicuramente capacità progettuali, ma anche adattive, potremmo dire, flessibilità, dedizione e anche passione, come lei ha sottolineato, per fare sistema davvero tutto insieme. Un lavoro di anni focalizzato però sui risultati. Questi sono stati gli ingredienti che hanno permesso a questa società italiana, specializzata nella progettazione e produzione di apparecchi e sistemi di illuminazione a tecnologia LED, di accreditarsi, ottenere un risultato di massimo rilievo nel mondo dell'illuminazione. Ma quali vantaggi comporteranno
nel concreto inserire questa tecnologia in un'area urbana così peculiare? Convertire senza stravolgere, ma anzi conservando, in questo caso la meravigliosa notte veneziana, senza cambiare gli aspetti cromatici o di illuminamento esistenti, quindi viene definito un 3000 gradi Kelvin circa come tonalità di luce calda. È una luce confortevole, quindi si adatta perfettamente agli ambienti confortevoli e dei colori caldi dei centri storici. Quindi avete salvaguardato le atmosfere di Venezia, che è un patrimonio romantico, anche un patrimonio dell'umanità, una delle città più romantiche al mondo. Questa è stata un'associazione temporanea di impresa che vi ha visto protagonisti insieme ad altre realtà. Allora, vi sono vantaggi in termini di rendimento energetico, tanti punti luce, un risparmio di energia rispetto al precedente impianto. Di quanto sarà più o meno considerabile? Comporteranno un risparmio energetico di oltre l'80%. È un valore importante perché permette in un brevissimo lasso di tempo di avere un risparmio energetico tanto grande per ammortizzare immediatamente l'investimento delle apparecchiature e della tecnologia. Vi considerate un po' i sarti della città, perché vestite i progetti di illuminazione dei centri urbani, altri prodotti, insomma, il risultato di ricerca e innovazione. Quali sono i mercati esteri interessati anche alle vostre soluzioni? Le nostre soluzioni sono, oltre l'adattabilità del custom, quindi la personalizzazione che è possibile fare tanto a Venezia quanto replicare in tutti i nostri meravigliosi centri storici, la possibilità di utilizzare questa tecnologia anche su apparecchi finiti. In altri paesi, soprattutto europei, in mercati come la Germania, che è un mercato estremamente difficile e competitivo da un punto di vista tecnico, ma questa capacità italiana e questa flessibilità ci permettono di essere competitivi anche in un mercato come la Germania. Poi siamo presenti in Portogallo, in situazioni spot in altri paesi d'Europa. Quindi flessibilità operativa, dinamismo manageriale, come abbiamo ascoltato dalle sue parole. Questi sono i fattori strategici che vi hanno consentito di muovervi e battere la concorrenza in maniera assai agile. Una storia di successo, quindi frutto della passione per il proprio mestiere, anche una scommessa ardita, dobbiamo dire, per un'idea imprenditoriale rivoluzionaria, però nata quando ancora l'applicazione della tecnologia LED all'illuminazione professionale muoveva i primi passi in alcune aree, e lì era già presente l'Italia, quindi dobbiamo dire passi in avanti. Quindi l'auspicio è che il rinnovamento aziendale si integri e si consolidi sempre più in aree stabile sviluppo dell'illuminazione a LED attraverso buoni progetti e migliori prodotti. Sì, è così. Anche la filiera delle piccole e medie imprese italiane, di cui siamo parte integrante, possono esprimersi senza dover andare a competere necessariamente con produzioni delocalizzate, come possono essere le produzioni nel lontano est, per dire produzioni di origine cinese, e questo qui ci rende competitivi in mercati tecnologici molto importanti. La piccola impresa può tirar fuori la qualità, impegnarsi, dedizione e passione possono essere le miscele con la flessibilità unica che gli italiani riescono a dare alle proprie aziende. Questo è il cocktail allora di Fabio Facchini, l'amministratore delegato di questa realtà davvero luminosa in tutte le sue manifestazioni. Grazie davvero per essere stato con noi all'Italia che va. Apprezzeremo davvero presto la nuova illuminazione di Venezia e non solo di Venezia. Grazie, Grazie mille Daniel, grazie mille Fanny.